cipolle, patate, melanzane, peperoni e pomodorini. Sono questi gli ingredienti principali del canazzo siciliano, che possono variare leggermente a seconda delle zone in cui viene preparato in Sicilia. Particolarmente apprezzato per la sua semplicità e il suo sapore intenso. Prepararlo è davvero molto semplice, quindi allacciate i grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Pronto è servito. Ma prima di iniziare, fermi un attimo, se non siete iscritti al canale fatelo adesso, a voi non costa nulla ma a me date un grande aiuto. E adesso iniziamo. Come prima cosa prepariamo le verdure, che andranno pulite e tagliate. Il termine a canazzo nel palermitano viene utilizzato per indicare qualcosa che viene realizzato o preparato in modo approssimativo. Questo proprio per indicare il fatto che queste verdure vengono cotte tutte insieme all'interno di una padella. Di questo piatto esiste anche una variante in agrodolce. In questo caso però io sto riproducendo la ricetta classica. E adesso che abbiamo preparato tutte le verdure ci trasferiamo ai fornelli per cucinare. In una padella inseriamo un po' di olio extravergine di oliva e mettiamo a soffriggere la cipolla. Facciamo appassire la cipolla, dopodiché inseriamo le patate e le lasciamo cuocere qualche minuto, in quanto le patate vogliono un poco più di cottura rispetto alle altre verdure, quindi gli daremo un po' di vantaggio. Trascorsa una decina di minuti possiamo inserire le altre verdure, eccetto i pomodori, che li inseriremo solamente 10 minuti prima del termine della cottura. Aggiustiamo di sale e aggiungiamo un po' di pepe. Infine aggiungiamo un bicchiere d'acqua e diamo una mescolata. Dopodiché copriremo con un coperchio e lasciamo cuocere per circa 30 minuti, andando a mescolare di tanto in tanto. Non vi preoccupate se le verdure risulteranno un po' ingombranti. Dopo qualche minuto appassiranno, quindi perderanno il loro volume. Ora possiamo inserire i pomodorini e facciamo cuocere ancora per altri 10-15 minuti. Quando le patate inizieranno così a sfaldarsi, creando questa cremina, allora sarà pronto. Possiamo spegnere il fuoco e impiattare. E adesso il nostro canazzo siciliano è pronto per essere gustato. Pronto e servito! Pronto e servito.